la voce, se non accendo il microfono. Amici bellini, come mai? Qualcuno aveva indovinato la formazione, qualcuno completa, però 11 su 11. Concentrati, perché la Roma mi pare che ha perso brutto. Già, ecco qua, male proprio. Non si sottovalutano queste partite, in Europa non si sottovaluta niente. Vai, dai Napoli, dai. Insigne che ha fatto così proprio per dire noi ci abbassiamo. Mertens sta come un pazzo. Subito. Ecco qua, Juan Jesus, subito. Juan proprio con la chitarra. Meno male che c'è Diego Demme. No, ma perché subito dobbiamo vedere le cose come stanno. Ragazzi, no, è un inizio timido, le stiamo dando fiducia e non esiste. 6-1 la Roma, 6, non hanno perso 1-0, 6-1. Attenzione, buono, mamma mia, l'imbucata. Meret! Bello Mertens. Belli tutti e due. Mertens e Insigne, dai. Schema. Mertens. Io devo prendere i foglietti per scrivermi tutto. Perché non possiamo andare live, devo andare a lavorare. E ne parliamo poi domani con analisi tattica. E iscrivetevi al canale, lasciate il like tattico. Lavagnetta e dichiarazioni. Forza. Bravo Juan Jesus. Devo incoraggiare. Bella palla di Elmas. Bravo Demme. Mertens col contagiri. Lozano. Lo vedo un po' pesante qua Jesus. Però fa niente. Entrerà in forma. Bravo Elmas. Buono Demme per Lozano. Dai Lozzi, dai. Altruismo. Potevo pure tirare. Spettacolare. Dai. C'è? Palla? Che maronna mia! Mertens! On fire! Mertens on fire! Fammi vedere su fatte Insigne. Ha toccato il pallone. Però c'è quell'altro col tacco, Mamma mia, Mertens qua. Subito ammonito. Esagerazione. Non ti mettere le mani in testa se non ti ho toccato proprio. Dai, non lo prende mai. Ste simulazioni. Bravo Mertens. Manina? No, rimpalli, niente. Koulibaly. Buono. Maronna mia, il gol. Il famoso gol mondiale del mondo. Al volo. Ciruzzo nell'aria. Stai tranquillo. Mamma mia, che spettacolo. Bravo Juan Jesus. Sfruttiamo. Eccolo là. Gliel'ha data e poi si è infognato. Mannaggia, tiro forte. Dai ragazzi, che qua troppe occasioni e non segniamo. Mannaggia, perché stavo guardando a Insigne, perché secondo me in questo caso il passaggio era più indicato. Qua di prima, però ha fatto buono. Vai a cagare. Maronna. Mamma mia, io le simulazioni farei squalifica proprio cartellino rosso. La dovete smettere di ingannare l'arbitro, la dovete smettere. Giocate a pallone. Ottimo. Non è riuscito a tirare. No. Però non è attaccato al corpo quando ce l'ha così, perché l'arbitro fa il segno e così il braccio, ma sta così la mano. Ma noi non li vogliamo i rigori perché non li sappiamo battere. Non sappiamo battere nemmeno i calci d'angolo. 10 calci d'angolo. Yamba Bell. Spendilo un fallo. Ci sarà un cartellino e speriamo sia giallo. Fatto buono. Secondo me c'era fallo su Lozano prima, ma questo, cioè, tu non puoi mettere, perché se metti due mani addosso e lo spingi a terra è fallo e anche ammonizione, perché hai ammonito Juan Jesus. Invece no, fai continuare e poi devi ammonire Manolas. Non mi sta piacendo. Bella, 3 ore per vedere sta purpata. Ma che fai indietro? Spaziamo sto pallone. Sentite, io mi rendo conto, sarà che manca Fabian Ruiz, sarà che manca Mario Rui, sarà che manca Osimhen, la manovra non mi sembra fluida, quindi lasciate un like per farla diventare più fluida nel secondo tempo. Non importa che voi già sapete, quella diventa più fluida, vai.
Dai ragazzi, al di là dei rigori e delle cose, dobbiamo fare di più. Veramente, credetemi. Ivac chiunque per i cartellini gialli inesistenti che non per i rigori non dati. Pensate un po'. Brutta palla di Lorenzo! Insigne. Viene un po' così Koulibaly da fare straordinari. No, mamma mia, scandalo. Ma non sta su calcio d'angolo, ma io veramente facciamo. Buono. Di Lorenzo. Bravo Koulibaly. E però ammoniscilo, perché noi ripartiamo e tu non lo ammonisci. Quello di Juan Jesus ammonisci, qua no. 2 consecutivi. Dai, ma per favore. Le squadre che giocano a pallone devono essere rispettate rispetto a quelle che picchiano solamente. Driss. Mi sono eccitato inutilmente. Bravo Lem! Madonna santissima! Vabbè, cambio rimesso, non si può fare così! Poi entra Osimhen, quindi i titoli dei giornali domani, siamo Osimhen dipendenti, siamo Fabian dipendenti, le riserve non sono all'altezza, la Coppa d'Africa, Napoli-Verona, ecco qua. Dai, Insigne! Bravo che hai tirato di sinistro al volo, bravo, io premio la scelta, non l'esecuzione. Vabbè, come entra Osimhen subito è più pericoloso. Bravo Elmas. Ma questo è un fallo inventato. Quello prende il pallone e se lo porta via. Un altro fallo inventato. Fateci giocare a pallone. Ecco qua. Buono. No, Di Lorenzo, tu non hai tirato né hai tirato a porta né l'hai messa in mezzo. Hai fatto a metà. C'è. Mannaggia. Se vi dico che questa era la partita di un ass che non c'ha da difendere niente, è lui più funambolico di tutti gli altri, se li poteva portare a casa. Poi c'è una cosa da dire a Spalletti per l'approfondimento tattico di domani. Buono, quasi buono. È morto Manolas un'altra volta. È bastata una scivolata e a questo punto ti giochi il tutto per tutto, è giusto Politano, e questo era quello che volevo dire prima, lo dico sempre domani. Perché quando attacchi, mo ve lo dico subito, non è che aspetto. Quando tieni bloccato Juan Jesus e spingi con Di Lorenzo, forse è meglio Politano che fa spazio, no? Uno intuisce, chi lo sa. Bello il simbolo del Leghia, un logo importante. Ma quel pure in Napoli è solo una N. Ma attenzione! Niente, collezioniamo XG ragazzi, non segniamo stasera. Dai, madonna mia, che è pure saponetto portiere, non ne approfittiamo. Stiamo tirando centrale però, hai capito? Tutti i tiri centrali. Il palo del Leghia. Il palo del Leghia. Mamma mia, Insigne ha fatto l'Eurogol! Insigne ha fatto l'Eurogol! Insigne ha fatto l'Eurogol! Sì! Di controbalzo di destro al volo nel 7. Abbracciaci. Abbraccia, prenditi l'abbraccio senza poi bravo. Insigne ha fatto l'Eurogol, il cross di Politano. Che la bella Mamoru Carmine. Boom. Pure centrale era finita, però talmente forte e improvviso che è stato buono. Adesso siamo tatticamente un po' tutti storti, Diciamo quello che è, perché difesa a 3, centrocampo a 4 e 3 attaccanti, ma tutti storti. Osimhen, non sei in fuorigioco. Hai provato a fare il pallonetto e hai segnato. E lo sapevo che era in fuorigioco. Questi sono quei momenti in cui tutto diventa oro, quello che tocchi, perché non era un'esecuzione straordinaria. Però stai in fiducia, te lo puoi permettere, traverso, portiere. Ma siamo sicuri? Perché rivedendo il terzino. Mamma mia, che s'ha mangiata chist. Mamma mia, mai visto un gol mangiato così. Da ufficio inchiesta. Un gol sbagliato da ufficio inchiesta. Bravo Insigne. Sino forte. Esattamente. Perché la legge del gol sbagliato, gol subito, gol sbagliato che vai sul palo e segna Insigne, gol che ti mangi da ufficio inchiesta e gol di Osimhen, e su assist di Insigne. Ciao. È devastante Osimhen. Bello il passaggio di Insigne e ciao. Rimettiamo a posto un attimo questa tattica che non si capisce niente, Luciano?
Bravo Lollo, bravo Fabiano. Sarà divertente la lavagnetta perché con Petagna Osimhen davanti, con Petagna che sta giocando quasi alla destra, ci divertiamo a vedere le posizioni medie. Iscrivetevi al canale e lasciate il like. Politano. Comunque siamo 4-2-4, Bravo di destro Politano. Eret. Vedi, non gliela danno subito a Meret perché c'è proprio quella sensazione che inciampa. Koulibaly ci pensa 2 volte. È naturale, ragazzi, È una cosa naturale. Da Petagna a centrocampo. Petagnone. Mamma mia, che ha fatto Osimhen? Col tacco. Scarso proprio. Petagnone voleva proprio segnare oggi, però col destro non è il caso. Va bene. Ah, bella azione. Peccato che nessuno vuole tirare in porta. Va bene ragazzi, arrecettiamola. Io ero un poco preoccupato. La classica partita del Napoli dove facciamo 35 punti di XG e non segniamo. Per fortuna l'abbiamo. Lo sapete qual è il mazzo? Ve lo dico domani nell'approfondimento tattico, perché sennò non ve lo vedete. Osimhen pure di tacco voleva segnare. Si sta divertendo Elmas, troppo, un poco troppo. Ah, l'ha recuperata. Bravo, questo mi piace. Vabbè, straordinario, dai Politano. Te lo meritavi perché hai cambiato la partita. Perché poi ve lo dico, il mazzo che serve è che proprio che si infortuni a Manolas e allora uno dice lo metto Politano al posto di Manolas, chissà al posto di chi sarebbe entrato, magari doveva entrare comunque, magari non entrava Petagno, che ne sai? Le cose devono andare così e vanno così. E adesso voi lasciate i like, quelli là di soddisfazione per la vittoria, e state allerta per i video di domani perché dobbiamo fare approfondimento tattico e novità assoluta, faremo anche le pagelle. Poi vi spiego il perché. Da New York Valerio Fluido è tutto, andiamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.